Sandra Gava, la situazione sfratti rimane critica e soprattutto è solo una punta dell'iceberg, per così dire, quella delle pratiche che arrivano effettivamente poi in tribunale. Sì, devo dire che rispetto all'anno scorso non è cambiato molto, c'è stata una leggera diminuzione del numero degli sfratti che però sottolineo sono diminuiti perché molti proprietari continuano a tergiversare, a prendere tempo prima di arrivare, diciamo, in tribunale e sottolineo che per ogni sfratto che arriva in tribunale ci sono almeno 9 situazioni difficili che quindi potrebbero andare davanti a un giudice e che non ci arrivano proprio perché il proprietario o l'inquilino cercano in qualche modo di far fronte alla situazione difficile. Quindi nella provincia di Treviso posso dire che circa 7.000 famiglie hanno problemi di casa per pagare l'affitto e o per pagare le spese di condominio. Secondo voi bisogna, per cercare di risolvere o quantomeno contenere la situazione, rilanciare la politica dell'edilizia popolare? Questo è essenziale. Siamo in una situazione di emergenza che credo non abbia pari nella storia della Repubblica e quindi è necessario che le case popolari vuote vengano ristrutturate, che venga data la possibilità anche agli assegnatari in qualche modo di ristrutturare l'alloggio se hanno la possibilità di farlo e progetti di questo tipo sono stati attivati ad esempio per il Comune di Milano in modo tale da poter dare uno sfogo a famiglie che non possono permettersi di pagare un affitto sul libero mercato, diciamo, col canone che comunemente viene richiesto.